Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Sono commosso, mi sento anche francese perché mi ha telefonato un caro amico e collega. Affermazioni, caro amico e collega, innanzitutto chi è? Jean-Luc de Saint-Fran, de Luçon, deux enfants du paradis. È parigino, francese, chi è? È uno chef stellato francese che mi ha chiamato e ha fatto i complimenti perché ha saputo che oltre abbiamo battuto le più grandi trasmissioni del mondo facendo i nostri 18 milioni di spettatori. È un po' troppo 18 milioni. Facciamo tanti ascolti, ma 18, ma 18 milioni non ti ci siamo troppo in avvicinati. avanti. Ed è uno chef stellato. Quante stelle ha? 24.000. Ma che c'entra, Sì. 24.000? Non è possibile, 24.000, ci tirano ma le stelle sono cose rare. Allora, oggi cara mia, facciamo dei piatti con un prodotto pazzesco. Vai. Solanum tuberose. È un prodotto... Ma ti sembra il caso? Perché? Non lo so, tu sai che il nostro pubblico insomma è vario, ci seguono le signore da casa. E va bene, anche i signori, i ragazzi, però imparano qualcosa di diverso, che è sempre le solite cose. Allora facciamo il Solanum tuberose. Ma mi sembra un po'... Ma diciamo... tu lo sai cosa sono il Solanum tuberose? Allora, se non lo sai, fai no, però dico, va, abbiamo fatto cose alla fine. Che stai facendo? No, vai, spiegala la ricetta. No, tu che stai facendo? Che sto facendo? Mi è arrivata una telefonata. Tu stai facendo una ricerca. Non sto facendo niente, Sei racconta la Google. ricetta. Solanum tuberose. La patata, solarium tuberosa. Dai, è arrivato lo chef stellato, solarium tuberosa alla patata, ragazzi, che mi pareva a me, solarium tuberosa. Era bella. Ma che bello, ragazzi, allora, la patata. tuberosa, che non è altro la patata. Oggi dedichiamo la puntata alla patata. No, alle patate, ragazzi, vediamo. ma che devo dire? Allora, come vedete, queste sono delle patate che abbiamo pulito, però le lasciamo con la buccia e le affettiamo. Non ho parole, veramente. In this way, vedi, un taglio di pochi centimetri così. Rotonde, va, così. I tronzi non li mettiamo, no. Ma non li buttiamo. No. Perché non li buttiamo? Perché noi in cucina riusciamo ad utilizzare tutto. Solarum tuberosa. La patata. Prendiamo un contenitore veramente... tipo questo di qua. No, prendiamo questo. Allora, guarda quindi, che bello questo abbiamo contenitore. fatto delle fette di Solarum tuberosa. Dai, però per un momento c'è ricaduta. Ti immagini le signore a casa al marito, mi compri un chilo di Solarum tuberosa? Vabbè, allora, ti do un cucchiaio. Prendiamo un po' di farina qui, sì. Così. Del sale. Metto io il sale. Mettine un po' di più, mi pare poco. Così scende. Scemo. Che Va bene? Sarebbe no? Così. E andiamo, guarda, a fare questa miscellanea proprio così. Bello, quindi patate, farina e sale. Fino la farina qua serve, sai che cosa? Semplicissimo. Un po' mi deve fermare. Che hai messo là? Olio? Olio di semi a friggere. Guarda. Ok, olio di semi. È già caldo secondo te? Guarda, si fa così. Vedi, se scriviamo così. Ma noi ci serve così, perfetto. Andiamo a mettere queste, così, così. E le friggi così, con la farina? Sì. Perché mi serve che non mi devono poi perché poi è doppia cottura. Guarda, questa solarium è rimasta qua. Quindi, allora, non solarium, ma solarum. Solanum. Solarium è al mare, è con l'olio Johnson, non l'olio di semi d'oliva. Faremo il piatto che si chiama Solanum tuberoso friforno. Friforno è perché la bronzatura, no, solario. Perché facciamo frittura e poi al forno. Doppia cottura. Vabbè. Per cui Solanum tuberoso friforno. Vedremo, ragazzi. Noi stiamo facendo queste cose qua, giusto? Ma noi le abbiamo pronte. Le abbiamo pronte. Te le faccio vedere. Così. Anche perché devono un attimino raffreddare. Come andremo a condire questo friforno di Solarum tuberoso? Non lo so. Le andremo a condire in this way, guarda. Vai, allora, come le facciamo? Uno sformato. Sì. Giusto, così. Intanto queste, una volta che le abbiamo quasi quasi gliele mettiamo. Sai che mi piace questo nome? Solanum tuberose, di classe. Solanum tuberose. Elegante. Meglio di patata. Assolutamente. Uno sformato di patate, no. È bravo.
È più chic, sformato di Solanum tuberose. Solanum tuberose. E a questo punto sai che facciamo? Le inseriamo Tiriamo fuori queste Solanum tuberose qui e le mettiamo qui. e le aggiungiamo. In modo che meius abbondare quam deficere. Quindi diciamo questa, se io l'assaggiassi è una mezza Muori, cottura. se assaggi questa no, muori. quelle di sotto è una mezza cottura, giusto? E niente, io ti devo dire assaggio, la tieni, questa di qui. No, dai, buona, è cotta. Sì, perché tu devi sapere che anche se la togli a mezza cottura, la patata continua a cucinare per un bel pezzo di tempo. Lo sapevo. Esatto, attenta, ti prego, Vai spostati e lo mettiamo qua. e lo mettiamo qua. Dopodiché ti faccio vedere che cosa mi occorre, Vai. perché sarà il condimento di queste Solanum tuberose. Vai, che ti occorre? Prendo una patellina, tipo questa, così. Sì, Guarda che ti faccio. Vai. Prendo la mortadella. vai. Questa si è sporcata, io la levo. E taglio così. Poi faccio una brunoise Una brunoise di mortadella. Ok, così. Bene. E poi là. Anche se c'è chi è qua. E fino a qua ci siamo. Che hai fatto? Hai assaggiato la mortadella? Hai assaggiato la mortadella? Mi chiamate per favore, chi sapete voi? Al telefono. Hai assaggiato la mortadella? Da domani non vieni più. Continuiamo, dai. Domani troverete un altro chef. Vai. Hai mangiato la mortadella? Mettiamo questa mortadella qui, così. Tagli anche questa? Eh sì, dai. Mettiamo così. Poi io prendo questo burro, prendo un cucchiaro e te ne metto un poco qua. Così. La buccia si mette? E poi vuoi metterla, toglierla, mangiare, quella non è buccia. E voilà. C'è stata la cascata delle mozzarella. Della mozzarella. Pezzetto. E dipende, prendi. Abbiamo preso il burro. Perché parli così? Tutto. Hai mangiato, hai fatto qualche intervento ai No, denti? per farti capire niente. Scherzavo. Vabbè. Allora, quindi Andiamo così, facciamo saltare la mortadella. Mi dai della farina? E indovina che cosa ti faccio? una besciamella di mortadella. La non La non besciamella di mortadella. che ci servirà per condire Le questo patate. meraviglioso. Per servire che cosa? La Solanum Solanum tuberosa. tuberosa. Lo sformato di tuberosa. Esatto. Solanum, come potrebbe essere un abbreviativo? Soltube. Sotto. E andiamo a mettere il latte così. Mamma mia ragazzi, che sciccheria, veramente, leggero, eh? Quindi besciamella, non besciamella Non con la besciamella. mortadella, fa anche rima. Perché Besciamella, sarà non besciamella con la mortadella. Il condimento di questo. Hai sentito che fa rima? Besciamella con la mortadella. Besciamella non mortadella con la mortadella. Besciamella, non besciamella con la mortadella. Quindi che cosa abbiamo fatto? Ve lo spiego io. Abbiamo fatto saltare con un'ancella di burro la mortadella. Sì. Poi abbiamo messo la farina e poi il latte. E poi il latte, E stiamo guardate un creando una po', besciamella diviene immediata. la besciamella di mortadella. Scioccante ragazzi, la besciamella di mortadella. Questa al questo è supermercato pronto. non la E trovate. guarda che cosa facciamo, spostati. Così. E mettiamo il composto. Mamma mia ragazzi, che bontà. Ecco qua. Chi ve la fa la besciamella Mi dai di una mortadella? Marisa, me la dai? Chi ve la fa? Solo Ma poi, noi la facciamo. Guarda che... Buona, Guarda che fluida, che bella. buona. A questo punto, A questo punto pizzichino di sale. un pizzichino di sale. Ci sta? Una suona nice di pepe, non troppo, non troppo. Un altro po'? Sì. E un po' di pepe Una vuoi? suona nice di pepe. Ci sta bene qua il pepe. Esatto. E siccome parliamo di Solanum tuberosa, un po' di rosmarino. E E abbiamo creato questo nostro composto. ottimo. E Quindi questo è qui.
E quindi ora guarda che facciamo. Che Prendiamo facciamo? una teglia, prendiamo questa. Una teglietta, una teglietta. questa. Iniziamo a comporre il primo Un piatto, mestolo me lo secondo dai? te? Ancora. Ancora no? Mi dai un mestolo? Questo? Facciamo una cosa. Questo? La posso fare una rima? Fai una Che rima dei con le consigli. patate, con Esatto, solarium con consigli tuberoso. del- Solanum tuberoso. Allora, abbiamo fatto la besciamella con la mortadella. Sì. Adesso abbiamo cucinato i solanum tuberose. A voi i consigli per i consigli. Ma l'hai capito che la rima deve essere baciata? Cioè deve finare. Consigli per i consigli. Ma che c'entra? Ma no a me, la rima deve essere Consigli per i consigli. baciata. Ragazzi, mi arrendo. E allora? E allora? Ora non componiamo, ma non è finito il piatto. Noi lo componiamo, ma non è finito. No, E allora cominciamo con vai. una svenolata di Svenolines. Besciamella di mortadella. Ragazzi, è bellissima sta cosa. Besciamella di mortadella. Ecco qua. Mortadella di besciamella non ci E sta. cominciamo a comporre questo sformato. Quindi mettete besciamella di mortadella, solanum tuberose, che abbiamo già fritto precedentemente. Come le abbiamo fritte? Le abbiamo tagliate, diciamo, queste fette così Con la buccia, un po' spesse con la buccia, le abbiamo diciamo cosparse di farina, Cosparse, del l'abbiamo messa sale nella farina. e poi le abbiamo fritte con l'olio di semi. Perfetto. Nient'altro che solanum tuberose. Tuberose. Bene, quindi, allora, A questo punto, in this point that, yes, andiamo a mettere, guarda, formaggio. dammi delle fettine di brie. Mamma Così. mia, ragazzi, il mio formaggio preferito. Brie. Te lo taglio io? No. No, perché non ce la basta, no. Sei un ticchio. Però di cuore non ci riesco. Essere cattivo non ci riesco. Questo l'abbiamo messo, poi mettiamo un altro strato di queste qui. Dopodiché Poi andiamo a mettere le patate. Come vedi il primo strato non l'ho salato perché c'è la besciamella, c'è la mortadella. Salerò il secondo strato. Così. Strato di? solanum tuberose. Bravo. Tu guarda adesso che facciamo. Mi dai 2 cucchiai per favore? Ormai, 2 ragazzi, cucchiai, guarda. non esiste più. Abbiamo qui un po' di cosiddetta la crescenza. La crescenza, ma cresce la crescenza? Certo. Ecco, e la metti là, così, sperando che cresca, perché non ci basta. No, non ci basta. Ci basta? Tanto non deve fare. Deve il suo fare così lavoretto. come posso dirti? Sì, deve fare da amalgama. Sì. Qui andiamo a mettere un pizzico di sale. Un po' di sale, Così. Sulle patate. ecco, Un pizzichino così. sì, Poi guarda che facciamo. Mi dai una marisa? ma certo. E andiamo a finire a coprire tutte le nostre tuberose, Bravo, tutte le solanum tuberose. tutte le solanum tuberose con la nostra Ma besciamella tu sai di quando mortadella, ragazzi. La solanum tuberosa è stata portata da noi. Mm. Si pensava che fosse un alimento velenoso. Veramente le patate? sì. Non la sapevo questa. Allora, guarda, metti un po' Ma qua. lo sai perché è Spargi un velenoso? po' Perché qua. ci fu il primo che le assaggiò. Sai cosa disse? Che disse? Mi fanno morire. Dice allora sono velenoso. Capito? Ora, Non so se è attendibile per questa concludere, guarda. tua. Ecco, parmigiano. Come non finire con una spolverata di parmigiano? Cioè, proprio qui è d'obbligo, capisci? Dici che ci metto il parmigiano. Ok. E ancora non è finita, perché ti faccio vedere cosa faccio. Che facciamo? Guarda. Prendo un pezzo di questo Emmental. Così. E guarda che faccio. No. Una cascata di Emmental. Parmigiano e pioggia di Emmental. Così. Pazzesco, eh? E poi ingredienti semplicissimi, pochi, E devo andiamo, dire. aspetta, dobbiamo... Ah, mi serve una cosa. Combinando un disastro. Vado e vengo. Facciamo così. Così, così.
E voilà. E voilà, E andiamo andiamo in in forno. forno. 20 minuti, 180 gradi, ragazzi. Ok. Prima preparazione in forno. Passiamo alla seconda preparazione. con le tuberose. Cosa Eh. abbiamo fatto come seconda preparazione? Non lo so. Te lo dico io. Allora, abbiamo fatto della purè. pellicola. Che hai fatto? Della Purè? pellicola. Ti piace questa pellicola? Bella. L'ho fatta, questa è fatta in casa, no? Sì. Ok, va bene così. Basta. Vai. Basta. Ci siamo. La lasci così? Abbiamo fatto un purè di patate con solo del latte, acqua e sale. Oppure e basta. solo la busta? Però l'abbiamo fatto, guarda, molto denso. Perché andremo a fare le solanum tuberose, capito? In pecuniam. Cioè, tu sai cos'è pecuniam? Certo. Cos'è? Cos'è? Quanto costano al chilo? No. Io mi aspettavo che lei mi dicesse se pecuniam non è assai, giusto? Pecuniam. Pecuniam sono soldi, per cui le faremo queste solanum tuberose a portafoglio. Ah, ok. Totino, ma perché stai utilizzando la carta forno? Pellicola? La pellicola? La carta pellicola? Perché? E molto lo faccio vedere. Perché Noi abbiamo solo questa, l'abbiamo vedi che allargata. rotolo ha comprato, sarà che era in offerta. L'abbiamo allargata così. Qui che cosa abbiamo? Del buon Bacon. che andremo a farcire in questo modo, così. 1,5. Così. Prendiamo questa buona Ma mozzarella. pazzesco, quindi, allora, che abbiamo fatto? Abbiamo fatto questo purè di patate, come si fa stretto? Si mette poco latte, liquido, no? Mettimelo liquido. Ora, è un problema, chiaramente, chiuderlo, ma noi ci aiutiamo così, guarda. Ah, ragazzi, Hai che visto? shock. Hai visto? Con la pellicola? Con la pellicola. Vabbè, io lo so fare anche senza pellicola, Lo so, figurati tu. però. Questo vabbè. è d'altro. E facciamo una mezzaluna di solarum Tuberosa, tuberosa. ripiena. E quello che facciamo? Prendiamo questo piatto, andiamo a mettere un po' d'olio, così, perché questo piatto andrà ad accogliere. Mi dai un pennellino, me lo dai un pennellino, grazie. Abbiamo tutto qua, ragazzi. Grazie, Tutto. questo lo togliamo dalla pellicola e lo mettiamo qui, lo riformiamo un attimino. Ecco, guarda, lo riformiamo un attimino così e facciamo questo lavoro. Andiamo a Lo spennelliamo? brillantare. Brillantiamo? Sì, così, Mamma mia, ragazzi. in this way, così. Pan grattato, Pan grattato. che glielo mettiamo così, guarda, aspetta che questo lo sposto. La bottiglia rossa. E voilà. E questo è fatto. Stesso lavoro, no? Dall'altro lato? Stesso lavoro facciamo di qua. Metto un po' di questa? Poco di pan grattato, non eccedere però. Deve essere spolverato bene. Brava. No, brava. Che brava e brava. Ora fallo tu l'altra. Dai, facciamo il secondo. Ecco, fallo tu. Quindi prendete la pellicola, per chi non ce la fa giustamente prende la pellicola. Poi tutto? Non lo so, vedi te, fatti un conto. Forse è troppo. Allora, Cosa faccio? Lo schiaccio. che cosa faccio? Faccio una palla Sì. e lo schiaccio così. Cercando non rotondo, cercando di ovoidalizzarla. È brava. Cioè, vi rendete conto che vuole fare le cose ma non le sa fare? Poi E poi dice, abbiamo fatto, sono stata brava. dello speck. No, scusa un attimo, dobbiamo un poco allargarlo dai lati, così, poi magari se c'è un'eccedenza la togliamo. Allora, mettiamo il bacon, questo non è speck, bacon. Ecco, ti dico una cosa, il bacon va messo più avanti perché poi dobbiamo chiudere. Per cui lo metti così. Che fa finta e di lo dirmi metti le così. cose, tanto per Una farsi fettina vedere. di mozzarella. Esatto. Una? Sì. Così.
e procedi alla chiusura. Aspetta. Tieni. Vai. Tagliamo e togliamo il rotolo, perfetto. Ora, gentilmente me lo chiuda. Forza. Devi alzarlo giù. È troppo piena, mi hai fatto mettere troppa roba. No. È tu che dovevi piegare. Perfetto. Ora, leva la carta e aiutati nella chiusura. Chiudilo Ragazzi, bene. ma cos'è? Che cos'è? Adesso togli la carta. Chiudilo bene. Le parti eccedenti magari le togliamo. Brava. Bravissima. Ragazzi, da non crederci. Scioccante, eh. Veramente. Sei scioccato? Sì, ma molto. Ora Posso lo fare gli occhi e la compattiamo. bocca? No. Ora lo compattiamo, così. E cosa devi fare adesso? Adesso che facciamo? Mettiamo l'uovo. Una bella spennellata di uovo e pangrattato quanto basta. Giusto, però bene, deve coprire bene. E mi sta bene, in modo che questo non si attacca. È più bello del Andiamo tuo, a mettere così, dai. Spennelliamo. Spolveriamo. E facciamo una cosa. Guarda che facciamo. Che ricette, ragazzi, Uno. che ricette oggi. 1, 2. Abbiamo guarnito con 2 fettine di mozzarella. Sì, Li spolveriamo un po' di olio così. sì, E dove lo mettiamo? in forno 180 gradi, Brava, 20 minuti. Sì, sempre 180 gradi, 20 minuti. Fate così che non E lo sbagliate mettiamo mai. in forno. Bene. Adesso è il tempo di Pulire un po' lavoro. e siamo pronti. Allora, hai visto? Pronto? Ha pulito tutto lei. È vero, ho pulito tutto io, ragazzi, è vero. Allora io vi farò vedere. Non hai fatto niente. Vi farò vedere perché io lascio sempre la telecamera spia. Non hai in fatto funzione. niente tu, ragazzi, non hai Sì, fatto non ho fatto niente. niente. Dai. E allora? Allora, Prima di passare all'assaggio, vediamo cosa abbiamo cucinato. andiamo, Ho detto via. Abbiamo cucinato, Ho detto vedi che lo sai, abbiamo, è il io tuo l'ho subinconscio. detto Vai. Detto abbiamo. E allora? Allora, quindi, Solanum tuberosa in pecuniam. mamma mia, Mi ragazzi. dai un po' d'olio? Mamma mia, ragazzi, che bontà. Guardate che diritto. Mhm. Non lo toccare che il piatto è caldo. E voilà. Questo Pronto. è uno. E poi abbiamo E lo ora, sformato. La magicien. Buonissimo sarà. Me lo sento. Solanum Vai. tuberosa friforno. Ottimo. Eccolo qua. Pronti, direi che possiamo passare all'assaggio. Passiamo all'assaggio, giusto? Dai. E c'è una novità. Stavolta assaggio io, me l'hanno Dai, prendi il piatto, non scherzare, dai. Dai, finiscila, prendi il piatto. Allora, detto. Allora, cominciamo Quindi. dal pecuniam, quello, che sarebbe danaro, soldi. Cominciamo da quello. Coltello ce l'abbiamo, lo Vuoi spelacchino questo? qua, va bene pure, dai. E allora io Ci questo siamo? ne prendo uno, ne prendi uno. così. Quello mio, no, quello è quello mio, che è il più perfetto, guarda. No. Mi sono bruciato. Ho visto che ti sei bruciato. E cosa facciamo? Lo tagli a metà. Certo, dobbiamo fare vedere ai nostri amici a casa che cosa siamo fatti. Pazzesco, eh? Ah? Buono, semplicissimo da fare. Patate, bacon e mozzarella a e lei, basta. A lei la forchetta e a lei l'assaggio, prego. C'è 3 Io assaggerei ingredienti. da qui, dal centro. Ma ti fai gli affari tuoi, Sì. assaggerei, cioè, ma Perché veramente? io assaggerei. Cioè, lui mi deve dire a me come devo assaggiare, cioè, veramente, dopo anni e anni di esperienza. Sì. Un tripudio di sapori, ragazzi. Sì, anche 4. 3 pudi sole, anche 4 pudi. Ma cos'è, ragazzi? Le patate, Che dici, possiamo il passare tuberosa, avanti? il bacon, la mozzarella che fa?
E perché hai rovinato l'estetica di quello? C'era perché- dentro la mozzarella. Ma no, perché questo va ad accompagnare. Cambiamo piatto? Vai. Sì. E adesso passiamo all'assaggio di questo. Sformato. Ma perché devo fare malavita? Non si è sformato, ragazzi. Non si sformato. Può succedere. Certo. Hai messo la besciamella alla base? Sì, sì. T'ho detto metti la besciamella che si attacca. Dammi il cucchiaio. Ecco qua. Eh? E voilà. Cioè, voi la potete presentare come una lasagna, un piatto così, diciamo, Ho capito. Sei stata? dove? Non dico sei stata A fare che? a fare questo? Eh, Come che non hai detto sono stata brava? no, beh, questo è Hai scontato. scontato. Cioè, capisci tu? Sono quelle ricette che uno non ci pensa. Al momento uno dice non ci pensa, però poi una volta si viene a casa la faccio anch'io. Ma cioè, se volessimo dire alle persone com'è, ma io assaggerò un giorno di questi a primavera. No, mi dispiace ma non è così. Alla prossima, vi vogliamo bene. Buono. A me? Il timballum di Solanum tuberose friforno, 1 chilo di patate, 2 uova, 2 bicchieri di brodo vegetale non dado, besciamella, salvia e rosmarino quanto basta, sale e pepe quanto basta, olio evo, Solanum tuberose pecuniarus, affectus, 500 g di purea di patate ristretta, 100 g di prosciutto, 100 g di scamorza affumicata, un uovo, un cucchiaio fecola di patate, 50 g di parmigiano, 50 g di pangrattato.